Buongiorno a tutti voi, buon pomeriggio, ben ritrovati, edizione straordinaria, secondo appuntamento della giornata che appunto avviene dopo l'intervento del presidente Luca Zaia, che oggi in qualche modo ha voluto anticipare quello che verrà detto domani nel corso della riunione presso la sede della Protezione Civile, perché si parlerà di trasporto privato, ma insomma l'obiettivo è quello di modificare quelle che sono le linee guida del trasporto pubblico, già gravemente compromesso dal calo dell'utenza. Si potrebbe guardare al modello inglese che per ora permette di ospitare in autobus e treni tutti quanti i passeggeri senza quindi seguire le norme anti-assembramento, però con la mascherina obbligatoria. In questo momento questo non avviene nel nostro paese perché si può andare in autobus, gli autobus possono circolare soltanto con la metà della capienza e quindi insomma questo a cui si sta lavorando in questo momento. Focus sul trasporto privato ma anche il trasporto pubblico. Oggi con noi avremo il presidente di Bus Italia Veneto Andrea Ragona, ma parliamo anche di turismo e lo facciamo perché al telefono abbiamo raggiunto il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana perché si parla di turismo. Si parla di turismo, quindi tutte le imprese legate al turismo in questo momento stanno soffrendo, si parla di un buco notevole, la notizia è arrivata dal presidente veneto Bonomo che parla di un buco di circa 5 milioni di presenze sul territorio. Abbiamo raggiunto Vendemiano Sartor, vediamo se è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Sartor. Sì, ci sente? buon pomeriggio. Allora, credo che lei sia Sì. in treno, oppure dove si trova esattamente in questo momento? Sono in treno che sto rientrando a Roma. Bene, allora, senta, la notizia è quella che Confartigianato ha fatto un po' i calcoli e ha capito qual è il grande buco del turismo sul nostro territorio, ma soprattutto ha anche quantificato il numero degli utenti che una volta in vacanza andavano all'estero e che quindi l'obiettivo è ora attrarre nel nostro territorio. Come vi state muovendo? Ma noi intanto ci muoviamo nei tavoli istituzionali perché riteniamo che anche l'artigianato sia a tutti gli effetti coinvolto nella filiera del turismo, non solo per i servizi che noi facciamo, che sono quelli magari del trasporto pubblico, dei servizi a persona, ma indirettamente anche tutta un'assistenza di manutenzione e soprattutto anche di produzione sull'agroalimentare, sull'abbigliamento eccetera, perché il turismo non è solo un problema di presenza e di arrivi, è un problema anche di consumi, perché il turista che viene soprattutto dall'estero normalmente poi quando viene nei nostri territori qualcosa si porta via oltre che a consumare, insomma questo è un po' quindi il comparto nostro che segue anche o ha dei benefici dal turismo è molto, diciamo, numericamente forte. In provincia di Treviso riteniamo quasi 3.000 aziende insomma che si azzeccano su sta roba. È evidente che fino a questo periodo qua, metà di giugno, abbiamo perso un po' tutto, soprattutto nell'area nostra trevigiana, perché né la città storica né quantomeno tutta la parte relativa alla primavera del Prosecco, alle colline e quant'altro hanno avuto turisti. Io mi auguro che con l'estate e soprattutto anche che ci sia magari un autunno clemente che ci possa far recuperare, perché altrimenti per alcune categorie sarà molto dura, insomma. Senta, secondo Confartigianato ci sono grossi margini di crescita, cioè ci sono delle potenzialità a fronte dell'enorme buco che voi avete registrato, ci sono delle grosse potenzialità nel momento in cui tantissimi italiani decideranno di restare nel territorio nazionale. Sì, certamente sì, perché un po' la carenza di collegamenti sia, diciamo così, diari, ma soprattutto aerei o quant'altro, hanno fatto sì che e anche la paura magari di andare in giro o la non possibilità di andare su alcuni territori, tante persone, diciamo, italiane, soprattutto noi occupiamo le regioni limitrofe, insomma, che normalmente potevano andare anche all'estero a fare le ferie, ci auguriamo che possano scegliere di venire nel nostro territorio, visto che comunque il Veneto ha anche un'offerta che credo seconda a nessuno, perché abbiamo le montagne, abbiamo il mare, abbiamo i laghi, abbiamo le città d'arte, abbiamo le colline, quindi una serie di attrazioni che mi auguro facciano scegliere
il turista italiano a venire nei nostri territori a compensare un po' la carenza delle persone che normalmente vengono dall'estero. Senta, io do un po' di numeri perché insomma non pretendo che lei li ricordi a memoria, però nella fotografia che voi come associazione di categoria nel vostro centro studi avete fatto, questi sono i numeri, cioè che nel periodo da giugno a dicembre il turismo vale circa il 76,7% del territorio, ovvero ci sono 14 milioni di arrivi, 54 milioni e mezzo di presenze, il 68,7% dei quali imputabili a stranieri con 37 milioni e mezzo, quindi più di vacanze. Ecco, quindi insomma, e questi qui, insomma, la loro presenza è ancora in forte dubbio, considerando l'estrema incertezza della situazione. 15 milioni e mezzo erano state le presenze di stranieri al mare, 41,4%, una percentuale altissima, 11 milioni e mezzo nelle città d'arte, 9 milioni nei laghi, 1,5 milioni infine tra montagna e terme. Ecco, dovremmo fare a meno probabilmente dei turisti stranieri, almeno di questo 41,4%. Stanno arrivando, ma... Sì, però diciamo confidiamo perché non tutte le presenze straniere sono omogenee, no? È evidente certo. che per quanto riguarda le città d'arte si può recuperare magari anche nell'autunno. Per quanto riguarda la montagna, io credo che la montagna, proprio perché magari ha caratteristiche diverse di numeri di presenze, può recuperare un po' il turismo, anche straniero. Visto che adesso magari si aprono anche le frontiere europee, io credo che confido che il mese di luglio e agosto comunque un po' di presenza straniera possa arrivare anche nei nostri mari e nei nostri territori. Certamente quello che è perso, voglio dire, no? Perché i mesi anche di maggio e anche di giugno erano buoni mesi anche diciamo così per le città d'arte e anche per il mare, quindi purtroppo il danno in parte è già stato fatto. Almeno lavorare in luglio e agosto e soprattutto auguriamoci che, come è stato fatto anche negli anni precedenti, ci sia un autunno mite anche nel mese di settembre che possa magari compensare un po' di presenze perse prima, insomma. Quindi lavoriamo tutti. Ho visto che la Regione assieme e anche il Governo si sono messi anche di impegno, perché anche la Regione ha stanziato delle risorse per andare a fare così delle promozioni in giro e soprattutto affidandosi anche a qualche figura così di richiamo. Gli influencer, i famosi influencer. Le piace il piano che ha presentato Canel? Insomma, lei ritiene che la presenza degli influencer possa fare la differenza in un mondo così digitale, social? Certamente che sì, questo è anche un po'. Io credo che comunque il nostro territorio sia abbastanza conosciuto, però insomma quando c'è più concorrenza bisogna attivarsi di più rispetto all'ordinarietà e quindi quest'anno la concorrenza è di più perché le persone che vanno in giro sono di meno e quindi è chiaro che migliorare e aumentare l'offerta e la conoscenza pubblicitaria è un elemento essenziale. Senta, in ultima, intanto do ancora qualche numero, ricordiamo che le imprese artigiane venete coinvolte nel turismo sono 16.489, nel primo trimestre ne sono cessate 521, 6 al giorno, il 14,3% di tutte le cessazioni del periodo. Possiamo commentarlo questo dato, Sartor? Sì, questo dato ci dice che comunque purtroppo c'è una flessione nell'artigianato che è un po' causata da una questione ormai strutturale, perché su alcune tipologie di imprese le persone vanno in pensione e non ci sono i giovani che entrano. Però se noi guardiamo la percentuale generale di chi cessa rispetto alla percentuale di chi sta o stava nel turismo, quella del turismo è più alta, quindi significa che la crisi delle aziende collegate col turismo fino adesso è stata molto più pesante rispetto a tutte le altre categorie. Questo un po' perché le altre categorie un po' sono state chiuse, un po' hanno lavorato, un po' hanno ripreso, mentre quelle collegate col turismo fino adesso sono state proprio ferme certo. tutto, insomma, ecco. Quindi, e questo ha causato una chiusura percentuale più alta rispetto
alla generalità delle categorie dell'artigianato. Allora, le due date, le due aperture, le due deadline sono quella di metà giugno e del 1° di luglio, insomma rimaniamo un po' in attesa di capire come si muoverà il mercato. Confidiamo, dai. Io la ringrazio. Speriamo anche che ci sia un po' di presenza, che dia un po' anche di fiducia nel futuro, e così magari anche la gente comincia a guardare in avanti con meno preoccupazioni. Poi insomma c'è anche il bonus vacanze, ne parleremo. Grazie Vendemiano Sartor, le auguro buon viaggio. Grazie a voi e saluto ai telespettatori. Buon viaggio ancora, arrivederci. Grazie, arrivederci. Allora, tra pochissimo parliamo di trasporti con Bus Italia Veneto, il presidente Andrea Aragona. Intanto chiedo alla regia se può mandare in onda il servizio realizzato dalla redazione di Padova Nuovi Plateatici, perché che cosa sta accadendo? Che ormai è quasi un mese insomma, che è stato dato il via libera a poter occupare il suolo pubblico con dei plateatici proprio per rispettare le norme anti-assembramento, e sono davvero tantissimi locali che nella città del Santo hanno chiesto questa autorizzazione, peraltro l'hanno ottenuta, e quindi la città in qualche modo si sta trasformando anche dopo l'epidemia del coronavirus, e si sta trasformando con nuove forme di socialità. Andiamo a vedere. Tavoli esterni per distribuire al meglio la clientela e consentire il distanziamento sociale. L'estate padovana 2020, segnata dall'emergenza sanitaria, ha ridisegnato le sue piazze. Sono ben 242 le richieste arrivate al settore commercio del comune da parte di bar e ristoranti per ottenere un plateatico o ampliare lo spazio sul suolo pubblico già in uso. Il 18 maggio, quando il governo ha dato il via libera alla riapertura delle attività commerciali, Palazzo Moroni aveva annunciato facilitazioni nelle richieste, e così sono stati tantissimi gli esercenti che hanno fatto richiesta per avere più spazio all'esterno. Su 242 sono già 182 le pratiche andate a buon fine, altre 28 sono in attesa di un parere tecnico dei sopralluoghi dei tecnici comunali, che da un mese a questa parte non si sono mai fermati. Questo ci permette di dare ovviamente una spinta in più a un settore che ha sofferto durante la fase del lockdown, ma anche di mettere maggiormente in sicurezza i clienti, che prediligono di stare evidentemente negli spazi aperti, all'aria aperta. E quindi siamo soddisfatti perché questo mese siamo riusciti veramente, con uno sforzo anche molto importante degli uffici, a dare queste risposte che questo settore si attendeva e che noi abbiamo dato. Quasi tutte le richieste arrivano dai locali del centro, situati tra Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e Piazza dei Frutti. Le concessioni verranno rilasciate gratuitamente, senza il pagamento della tassa COSAP, grazie ai rimborsi del governo alle casse comunali. Fino al 31 ottobre le occupazioni di suolo pubblico che vengono date con questa procedura semplificata sono completamente gratuite, non solo l'allargamento ma anche proprio tutto lo spazio dove si mettono tavolini e sedie. Questo perché lo stesso governo coprirà i costi che sono quelli di pagamento della COSAP ai comuni, e perché si vuole dare tutti insieme ai vari livelli una risposta importante a un settore che è fondamentale. E a Padova noi restiamo. Si è collegato adesso Andrea Aragona, presidente di Bus Italia Veneto. Buon pomeriggio Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao e buongiorno. Buongiorno, allora ha sentito tra l'altro oggi Zaia ha detto stiamo lavorando perché il trasporto pubblico è il nostro tallone d'Achille in questo momento, per cui bisogna assolutamente mettere mano alle regole, e pare che la Regione stia guardando al modello Inghilterra, ovvero capienza massima ma tutti con le mascherine. Allora intanto le voglio chiedere come state gestendo la situazione adesso per quanto riguarda il trasporto su Padova e provincia, nel difficile equilibrio, no, tra le norme che ci sono ma anche la necessità di garantire un servizio all'utenza. Sì, diciamo che nell'ultime, mi scuso se ho l'inquadratura un po' strana, ma ho avuto un problema col computer, quindi mi sono collegato dal telefono. Nessun problema. Diciamo che nelle ultime settimane abbiamo meno difficoltà carichi, nel senso non ci sono situazioni di emergenza. I mezzi hanno una capienza che non particolarmente problematica. Certo è che nei prossimi mesi bisognerà capire come torneranno le persone a muoversi, se le scuole riapriranno in maniera normale, non riapriranno in maniera normale. Noi oggi offriamo un servizio che è quasi quello estivo regolare, diciamo, non esattamente, però siamo quasi praticamente tornati quasi a regime.
Quindi è evidente che se si mantiene un servizio di questo standard, cioè quasi come quello regolare, e però c'è molta meno gente che si muove, i conti non tornano, ma non tanto per Bus Italia Veneto quanto per tutte le aziende di trasporto in Italia. Ecco, insomma. Quanto vi è costato tornare quasi a regime? Ma diciamo che il problema non è tanto il costo di tornare a regime, che questo è una cosa di per sé prevista, insomma, che sapevamo e che, come dire, siamo anche contenti perché si torna, vuol dire che si torna alla vita normale. Il problema è il mancato introito da biglietti, che comunque possiamo stimare attorno al 40% di introiti di un'azienda di trasporto, per fare una media, insomma, diciamo. Voi capite che se per qualche mese questo è stato azzerato, che se nei prossimi mesi non tornerà, diciamo, al 50%, come dire, abbiamo la capienza al 50%, manca un 20% del bilancio, facendo dei conti molto spannometrici, però anche per farci capire da chi ci ascolta che magari non è un tecnico del settore, quindi per dare dei numeri proprio banali, tagliati con l'accetta, però questa è la situazione, che se viaggia la metà delle persone però ha un servizio normale, o anche magari ha un servizio maggiore, perché non si può tenere troppe persone su un autobus, allora la situazione non è più sostenibile, ma ripeto, non tanto per noi quanto per tutto il trasporto pubblico. Senta, tra l'altro, dal punto di vista della sostenibilità, voi state sostenendo le spese della sanificazione dei mezzi, no? Cioè, come vi state regolando adesso, giusto, insomma, anche proprio per spiegare alle persone, perché molte persone sono forse un po' più reticenti a prendere i mezzi pubblici in questa fase, dove sì, è vero, insomma, i contagi sono quasi azzerati, ma insomma il coronavirus non se n'è andato. Sì, allora diciamo, quando io non so quanto effettivamente la gente abbia paura o quanto semplicemente la gente in questo momento si sta muovendo meno, vuoi perché comunque è un periodo in cui le scuole sarebbero comunque state chiuse, vuoi perché il telelavoro, lo smart working continua, vuoi perché finalmente adesso ci sono di nuovo le buone giornate, quindi ci si muove più volentieri in bicicletta. Può essere che ci sia un po' di paura. La realtà è che come dire, noi sanifichiamo tutti i giorni i mezzi, questo lo facciamo dal primo giorno del primo caso scoperto nella notte del 21 febbraio con squadre straordinarie siamo andati a sanificare la stessa notte tutti i mezzi di Bus Italia, e stiamo parlando di centinaia di autobus. Continuiamo a farlo tutti i giorni, nel periodo caldo l'abbiamo fatto più volte al giorno, il tram addirittura ad ogni corsa. Mettiamo il gel mani per chi a disposizione degli utenti, è obbligatoria la mascherina, per cui secondo noi le condizioni di viaggiare in sicurezza ci sono, infatti non abbiamo particolari elementi per dire che a bordo dei mezzi pubblici o quantomeno dei nostri mezzi pubblici ci sia stata diffusione del virus. Ma lei ci sta un po' dicendo che probabilmente il problema si presenterà a settembre, perché se le linee guida continuano ad essere queste e magari si torna a scuola, è difficile garantire il rispetto delle norme anti-assembramento. Insomma, sostanzialmente immagino che sia difficile anche per far quadrare i conti poter garantire un doppio passaggio di autobus per smaltire tutto insomma, partenze e arrivi degli studenti. No, oggettivamente è molto difficile, anche perché i mezzi sono quelli, cioè per ordinare un autobus arriva in qualche mese a tempi molto più lunghi, e pensate che oggi già nell'ora di punta già tutti i mezzi sono fuori, per cui è proprio tecnicamente molto difficile. Io credo in realtà che l'utilizzo della mascherina a bordo dei mezzi possa fare molto. Ecco, diciamo che ci è stato detto di mantenere il distanziamento sociale quando non c'è la possibilità di utilizzare la mascherina. Penso che la mascherina possa in realtà dare un
contributo notevole. Quindi anche lei è per il modello inglese? Lei concorda insomma con il... Io credo che si andrà lì, ecco, insomma, credo che si andrà lì, sì, credo che si andrà lì, forse magari non a capienza 100%, però magari l'80%, cioè adesso. Quindi, però è già un altro mondo rispetto al 25-30% con cui abbiamo lavorato nei mesi cruciali. Lei ci sta dicendo insomma che adesso in qualche modo la situazione è buona con un'affluenza per così dire estiva. È capitato nel primo periodo di dover lasciare a casa persone con queste norme? Allora, noi abbiamo utilizzato la strategia non di far salire le persone, di mettere bus completo e quindi di piuttosto lasciare una persona a piedi che avere un autobus stracolmo. È ovvio che va, come dire, anche a occhio dell'autista e quindi è difficile avere la certezza matematica se ci sono 50 o 51 persone. Comunque sì, è capitato, noi tenevamo dei mezzi a disposizione, quindi qualora ci fosse, soprattutto in certi orari, vedevamo che ci rimanevano 6-7 persone a terra, facevamo uscire un nuovo mezzo per andare a prendere queste persone e mettere una corsa bis. Dal giorno dopo quella corsa diventava regolare. Io so che voi avete previsto anche, come peraltro altre aziende, il fatto di rimborsare, no? I biglietti non usufruiti, gli abbonamenti non usufruiti, me lo conferma? È andato bene? Ma questa è come dire, sì, ci sarà questa cosa, però attendiamo anche di capire bene come ci si comporterà a livello nazionale, ecco, non è una scelta delle singole aziende, anche perché c'è un fondo che è già stato stabilito, che in realtà non è sufficiente, però è che è quello del decreto rilancio, è il fondo... Sì, 500 milioni che vengono divisi dalle regioni e poi verranno divise aziende e persone, diciamo, cioè, e quindi utenti, un po' per recuperare gli utenti, un po' per recuperare il mancato introito delle aziende. Non sarà sufficiente, vediamo come verrà spartito e stiamo attendendo e sulla base di quello ci saranno anche indicazioni un po' più chiare per l'utenza, però ecco, non è una cosa che possiamo fare noi come azienda, verrà fatta a livello giustamente nazionale per un equilibrio, ecco. Quanto vi servirebbe dal governo? Lei dice che questi fondi non bastano, a spanne insomma quanto servirebbe anche solo per Bus Italia Veneto, secondo lei, quanto dovrebbe arrivare dal governo? Cioè, giusto per quantificare il danno. La richiesta delle aziende di trasporto sul pubblico sull'uomo era di 600-700 milioni. Ne sono arrivati 500 con anche dove dentro c'è anche la copertura dei treni regionali. Quindi io, come dire, adesso non so quanto serve ai treni regionali, però direi il doppio rispetto a quanto è stato stanziato fino adesso. Quindi insomma vediamo... E poi lo vedremo nei prossimi mesi davvero. Va bene, allora restiamo un po' in attesa di capire che novità ci saranno, cosa dice Ragona, a meno che lei non abbia altre notizie da darci, da dare all'utenza. L'utenza è sempre pazienza, perché anche noi, come dire, ragioniamo di giorno in giorno, attendiamo, arrivano sempre disposizioni nuove, è una situazione emergenziale. Per fortuna adesso ci sembra che la situazione è abbastanza tranquilla e speriamo anche noi nel futuro di avere un po' più certezze. Avendo certezze si riesce anche a organizzare un miglior servizio. Senza certezze si vive un po' alla giornata. Certo. Ecco. Grazie per il suo intervento Andrea Ragona, Presidente di Bus Italia Veneto. Grazie e grazie, buon pomeriggio. Allora andiamo a Belluno, sarebbe la richiesta di maggiori oneri causati dalle prescrizioni Covid a carico dell'impresa a costringere il fermo dei cantieri per il restauro delle scuole Gabelli e Palazzo Carpadona a Belluno. Stiamo parlando ovviamente del bellunese dei cantieri chiusi, gli uffici stanno verificando se l'aumento di costi sia giustificato, così dice il sindaco Massaro, che assicura si andrà avanti comunque. Vediamo.
Non ho mai visto un cantiere fermo a Belluno per questi motivi, non ne abbiamo fermato uno in 8 anni, quindi penso che si andrà avanti anche su questi. Il sindaco di Belluno è fiducioso e i cantieri per il restauro delle scuole Gabelli di Palazzo Crepadona andranno avanti. Resta da capire se e quando sarà trovata una soluzione con il raggruppamento di imprese che si sono aggiudicate l'appalto a Teste Costruzioni e Ranzato, le quali si augurano di raggiungere presto un compromesso per non dover essere costrette ad aprire un contenzioso con Palazzo Rosso. Le nuove norme post-Covid modificano completamente gli standard di sicurezza, diciamo, nei luoghi di lavoro dei cantieri, con degli standard elevatissimi, e questi hanno comportato un aumento dei costi molto consistente a carico delle varie ditte. Quindi le varie ditte stanno sostanzialmente interloquendo con tutti i propri committenti per chiedere più soldi per poter fronteggiare questa spesa ovviamente eccezionale. I maggiori oneri richiesti al committente per i 2 cantieri si aggirerebbero attorno a diverse centinaia di migliaia di euro, frutto di un aumento dei costi causati dalle nuove regole Covid. Le amministrazioni fanno fatica a reperire le somme aggiuntive, ma al di là di questo devono controllare la congruità della richiesta rispetto a un oggettivo aumento dei costi e rispetto al giustificato aumento dei costi. Gli uffici comunali stanno facendo tutte le valutazioni del caso, a loro spetta l'onere e il compito di fare le verifiche e di trattare con l'impresa per trovare una soluzione. Anche nella peggiore delle ipotesi, Massaro assicura che i cantieri non si fermeranno. L'aumento dei costi per gli enti pubblici sui cantieri è un aumento incontrollato e molto difficile anche da fronteggiare. In questo momento siamo tutti con i bilanci in passivo, quindi aumentare i costi è molto difficile. Abbiamo chiesto un intervento del governo, il governo ha promesso che prenderà in mano la questione, nel frattempo si cerca di risolvere le questioni passo per passo. Allora ANSA, Bonaccini, presto linee guida governo-regioni, presto saranno disponibili le linee guida condivise governo-regioni per la ripresa delle attività, ma occorre un piano di investimenti per il settore. Lo ha sottolineato il presidente Stefano Bonaccini aprendo i lavori della conferenza delle regioni. La scuola deve ripartire il prima possibile, ma in condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, ha sottolineato, abbiamo concordato con il governo un ulteriore momento di confronto la prossima settimana per arrivare all'emanazione di linee guida condivise. E allora il problema fondamentale della scuola in questo momento, sapete, è la seconda giornata degli esami di maturità in questa formula assolutamente nuova, ma il grande problema è quello di settembre. Come si tornerà in classe, se tutti in presenza, se invece con la didattica online, quindi metà in presenza, metà didattica online, ancora non è dato sapere, non ci sono delle linee guida, ma soprattutto non ci sono gli spazi. Allora andiamo nel Montebellunese, dove ad esempio il liceo veronese ha chiesto l'autorizzazione al cinema che si trova proprio davanti al liceo per poter far frequentare delle lezioni appunto nelle sale. Le nostre scuole non sono strutturate con possibilità di mantenere un metro di distanza per ogni studente mantenendo i numeri che abbiamo nelle classi. Quindi la difficoltà che si crea è non da poco, insomma. Un ritorno a scuola in presenza in classe rispettando le norme anti-assembramento a settembre è semplicemente impossibile. Gli spazi di tutte le scuole in provincia di Treviso non lo consentirebbero e così da settimane i dirigenti sono a caccia di un piano B. A Montebelluno ad essere conteso tra più scuole potrebbe essere il Cinema Italia, cui il liceo veronese ha già formalizzato una prima richiesta di usufrutto degli spazi. Il cinema delle sale, una contiene 200 posti, però non possono essere tutti attaccati, quindi anche lì andranno distanziati. L'altra ne ha un centinaio circa e poi ne ha una terza, ma ripeto, non siamo andati oltre se non la ricerca di una disponibilità del cinema. Il liceo montebellunese soffre già di un disagio interno legato agli spazi per i lavori nella succursale che ancora non sono stati ultimati. Gli studenti sono stati ospitati nei locali della parrocchia e della scuola media, insomma rientrare tutti in presenza potrebbe essere un problema. L'ipotesi che stiamo facendo è proprio quella di giocare sull'alternanza fra la presenza e l'online e la distanza, insomma. La soluzione ventilata fin dall'inizio dal ministro Azzolina potrebbe diventare quella più semplice da gestire. Le linee guida ad oggi non ci sono. Ieri l'incontro in provincia. Una volta terminati gli esami di maturità, il mese di luglio diventa fondamentale per l'individuazione degli spazi. Un'altra difficoltà che era emersa ieri è quella dei trasporti. Come sappiamo oggi i trasporti non sono ancora abilitati per recepire tutta l'utenza che deve arrivare. Ad oggi, con le attuali condizioni del trasporto pubblico, potrebbe restare a terra almeno il 40% degli studenti. Poi c'è il problema dell'organico, tutte questioni poste alla riunione. Servono risposte urgenti perché settembre è domani.
Altra scadenza importante, oggi a mezzanotte scade il termine ultimo per presentare le domande degli indennizzi. Stiamo parlando di risparmiatori truffate delle banche popolari venete. Nel fondo sono stati stanziati in totale 1,5 miliardi, circa 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021. Sarà necessario presentare una domanda a una commissione tecnica di esperti creata ad hoc. Attenzione, perché le richieste possono essere presentate online sul portale gestito da Consap. Per chi ha un reddito sotto i 35.000 euro o un patrimonio immobiliare sotto i 100.000 euro, l'indennizzo sarà automatico. Andiamo ancora a Padova, grazie del pensiero, ma vorremmo invece essere trattati e pagati da professionisti. Oggi non è così. Il Movimento Nazionale Infermieri si esprime in questo modo sulle varie proposte a Padova in Veneto di intitolare una via oppure una piazza a quelli che ormai da tempo siamo abituati a chiamare gli eroi della sanità. Non sono un sindacato, il loro è un gruppo spontaneo e apartitico. Gli infermieri veneti e italiani del Movimento Nazionale Infermieri prendono posizione dopo le recenti iniziative di alcuni comuni della regione di dedicare alcune piazze agli eroi della sanità. Agna lo ha già deliberato, mentre a Padova e Piove di Sacco sono state depositate specifiche mozioni. Non siamo eroi e non lo siamo mai stati e mai lo saremo. Noi facciamo semplicemente il nostro lavoro con amore, dedizione e professionalità. Quello che vorremmo e che chiediamo ad alta voce è che ci venga riconosciuta questa professionalità con un adeguamento contrattuale e dei diritti. Insomma, gli infermieri ringraziano del pensiero, ma vorrebbero che la loro professionalità venisse riconosciuta anche economicamente. Dopo la laurea triennale frequentano vari corsi di specializzazione che non vengono mai valorizzati. Molti di loro sono precari, vanno perciò utilizzate meglio le graduatorie esistenti. Il loro mestiere richiede umanità, la disponibilità a lavorare per turni, responsabilità. Ecco le richieste. Sono l'uscita dal comparto sanità e quindi la stipula di un contratto esclusivo, il primo contratto esclusivo per l'infermiere e che quindi porterebbe all'adeguamento salariale, alla facilitazione delle mobilità intra-extra lavorative, un'equiparazione dei diritti per i dipendenti in pubbliche amministrazioni e negli enti privati e anche un adeguamento dei passaggi degli scatti di anzianità per rispetto dei nostri colleghi più esperti, diciamo. Sono circa 450.000 in tutta Italia gli infermieri iscritti all'ordine professionale. Le loro richieste economiche sono dirette alla politica centrale che finanzia la spesa sanitaria delle regioni. E non chiamateli eroi. Senta, voi dite non siamo degli eroi e a chi vi definisce angeli cosa dite? Ancor meno, insomma, gli angeli sono nel cielo, noi siamo con i piedi per terra e lavoriamo col cuore e basta, insomma. Pubblicità, pochi secondi, poi di nuovo insieme stiamo aspettando il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Eccoci ben ritrovati, 18:08 per la precisione. Io do il benvenuto, ve l'ho annunciato prima, al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta che si è appena collegato con noi. Buonasera, ormai è il caso di dire. Buonasera. Allora, senta, io partirei da questo. Il Presidente Conte ha incontrato Mattarella in vista del Consiglio europeo di domani e questo è quello che succederà domani. Quello che è successo ieri invece è che tutto il sistema camerale del Veneto ha scritto a Zaia dicendo abbiamo bisogno di risposte certe. Che cosa sta succedendo? Che cosa è possibile fare secondo lei per accelerare e soprattutto anche per poter avere i famosi decreti attuativi che servono per realizzare tutte le cose promesse dal governo? Ma la lettera degli imprenditori veneti al Presidente Zaia io l'ho letta con attenzione e ho trovato anche degli aspetti importanti che vanno sottolineati. Il primo è una richiesta di dialogo, quindi in qualche modo è un invito al Presidente della Regione di confrontarsi con il Governo alla ricerca di soluzioni, quindi ridurre il tasso di polemica e cercare, diciamo, il confronto. La seconda osservazione è che lì vengono elencati dei punti critici
altri invece non vengono citati, sono molto importanti, cioè la cassa integrazione, il fondo perduto, gli affitti, quindi evidentemente questi sono stati considerati, come dire, validi. E già incamerati. Sui punti critici, il credito, devo dire che ormai sono già 48.000 le domande in Veneto, sono già stati erogati oltre 3 miliardi, quindi vuol dire che in qualche modo il sistema delle imprese venete, che è un sistema prevalentemente di piccole e medie, è interessato a questa norma e sta cercando di usarla il più possibile, tanto più adesso che si sono accelerate le procedure. Mentre invece è evidente che per quanto riguarda la parte della digitalizzazione, il Veneto è già al 70%, quindi è una buona percentuale, ma sicuramente non basta, bisogna andare avanti. Ci sono 400 milioni messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione, quindi sono risorse in campo per essere realizzate. Quello che forse è necessario fare un passo in avanti anche rispetto alla lettera e ragionare di più sugli investimenti e su quale piano il Veneto può mettere a punto rispetto alle grandi risorse europee che stanno per arrivare, per essere erogate. Quindi c'è un salto di qualità che dobbiamo fare tutti insieme, le istituzioni, la politica, le imprese, e presentiamo a livello europeo una serie di esigenze che riguardano il nostro territorio. Penso ad esempio a un grande piano per Venezia che ha bisogno di essere sostenuta in un turismo più sostenibile, anche in collegamento con le altre città d'arte e con le altre aree turistiche del nostro Veneto. Penso ad esempio un piano per il rilancio della cultura molto diffusa nel territorio, e penso al sostegno infrastrutturale, perché noi siamo la porta d'ingresso dell'est e del centro Europa e abbiamo bisogno quindi che siano molto fluide dalla portualità ai percorsi verso il centro Europa e verso il nord anche d'Italia. Quindi completiamo l'alta velocità da Milano a Venezia, completiamo altre iniziative che rendano in qualche modo competitivo del tutto il sistema portuale, aeroportuale, infrastrutturale di questo snodo decisivo che è l'Alto Chiadi. Quindi c'è molto lavoro da fare. Questa è la visione, insomma, sostanzialmente. Tra l'altro lei ha citato Venezia, ha fatto un post piuttosto forte nei confronti di Simone Venturini, che appunto ha detto, insomma, che lei da Roma non avrebbe fatto arrivare a Venezia quanto alla città aspettava. Invece lei nero su bianco ha iniziato ad elencare tutta una serie di punti per chi non se ne fosse accorto di che cosa invece il governo ha dato alla città lagunare. Restando in tema veneziano, insomma, visto che l'ha citata. Diciamo che alla fine quella provocazione dell'assessore è diventata un'opportunità per spiegare giustamente ai cittadini che hanno diritto di sapere quello che fanno i loro rappresentanti. Io voglio solo ricordare che 1.300 miliardi sono stati erogati a vario titolo, in varie forme, c'è un elenco preciso e completo al Comune di Venezia, senza guardare in faccia il colore dell'amministrazione, perché così bisogna fare, bisogna pensare ai cittadini, e questo è avvenuto in questi 5 anni da parte dei governi di centrosinistra, e soprattutto rifinanziando la legge speciale che era definanziata da molto tempo, ma interventi anche per Marghera e per l'insieme del territorio. Ma su questo c'è stato un impegno mio personale, ma non solo ovviamente, ma penso anche a situazioni sulle quali io mi sono impegnato personalmente. Ricordo quell'annosa vicenda degli sgravi che tanto è costata all'economia veneziana. Abbiamo fatto risparmiare 30 milioni ai ristoratori, ai pescatori del territorio. Insomma, l'elenco è lungo, adesso non voglio, e non sarebbe neanche giusto che lo ricordassi in dettaglio. Voglio dire che il confronto elettorale non deve essere fatto sulla reciproca denigrazione, ma sulle proposte e sui contenuti che ciascuno deve portare avanti sulla base di quello che pensa essere il miglior futuro della propria città.
Senta, torniamo alle infrastrutture che lei ha appena nominato. Uno dei punti della lettera degli imprenditori a Zaia è proprio quello della necessità di rivedere il codice degli appalti, quindi di riproporre una sorta di modello Morandi, cioè creiamo delle corsie preferenziali perché, come peraltro ha detto Visco, c'è bisogno di aumentare la produttività del Paese. Ci stanno aiutando gli Stati Generali a definire un modello nuovo per poter fare un passo in avanti in questa direzione, secondo lei? Dunque, sul codice degli appalti in effetti c'è già stata nel corso degli ultimi 2 o 3 anni 2 modifiche progressive alla prima stesura, quindi è evidente che è un problema. Dopodiché io sono d'accordo, lo sostengo sotto più volte, il ponte Morandi è un criterio, l'abbiamo di fronte, abbiamo avuto l'avventura nella disgrazia di poterlo sperimentare. Credo che sia un modello utile per rimettere in moto i cantieri, per rimettere in moto i grandi investimenti pubblici. Quindi sì, gli Stati Generali ci possono aiutare se sono interpretati e considerati in questa direzione. Noi abbiamo visto purtroppo che l'opposizione, una parte soprattutto dell'opposizione, addirittura non ha partecipato ai lavori, che devo dire francamente mi pare un'occasione persa, perché si può benissimo ovviamente avere opinioni diverse, legittimamente sostenere tesi alternative, ma al confronto non ci si ritira mai. Lì l'occasione è straordinaria, perché sono 170 miliardi quelli che l'Europa sta destinando all'Italia, e quindi noi dobbiamo avere dei piani di intervento, anche ovviamente soprattutto l'abbiamo citato in più direzioni, questo delle infrastrutture, modello Morandi e piano infrastrutturale che metta le relazioni tra Venezia, il Veneto e l'Europa al centro di questo snodo di smistamento. Credo che siano un'occasione che non ci possiamo permettere di perdere. Senta, se lei avesse la possibilità di rispondere adesso a Bonomi, che nel corso degli Stati Generali ieri ha duramente attaccato il governo parlando di ritardi, che cosa gli risponderebbe da sottosegretario dell'economia? Gli risponderei che i ritardi non li abbiamo mai negati, quelli della cassa integrazione ovviamente stiamo già in maniera molto evidente superandoli, e sarebbe sciocco e poco serio negare le disfunzioni. Quello che voglio dire però non solo a Bonomi ma a tutti noi, però ci sono molte questioni che nei decreti, quello di marzo e quello di maggio, il decreto rilancio, sono poi state considerate importanti per le imprese, perché se non c'era la cassa integrazione, al di là appunto dei ritardi, se non c'era la cassa integrazione noi avremmo avuto un disastro sia sociale che economico, le imprese non avrebbero retto e i licenziamenti sarebbero stati drammatici. Dopodiché noi abbiamo introdotto anche altre misure, quindi consiglierei di guardare il quadro generale e pur nelle legittime critiche decidere quali sono le prossime tappe, cioè quali sono le scadenze strategiche, che paese vogliamo. Noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, voglio proprio dirlo tra noi e con gli industriali, non dimentichiamocelo mai, siamo il primo paese al mondo per patrimonio artistico e siamo una diga naturale nel Mediterraneo, quindi turismo e cultura, industria manifatturiera partendo dal Made in Italy e logistica sono i 3 assi su cui il nostro paese, ma devo dire vale anche per il Veneto e per Venezia, dobbiamo puntare. Ma allora facciamo dei progetti, gli industriali dicano a voce alta che cosa intendono debba essere costruito insieme al governo e insieme anche alla regione, insomma, alle autorità locali, in maniera tale che ci presentiamo all'appuntamento europeo con un piano Italia, perché saremo giudicati anche dalla capacità di avere un piano condiviso al nostro interno.
Assolutamente, perché poi di fatto da qui riusciremo ad attrarre più fondi possibili. Tra l'altro questo è l'obiettivo degli Stati Generali, no? Cioè si ascoltano le categorie perché partecipino attivamente al dialogo e quindi alla costruzione di quello che appunto lei ha chiamato il modello Italia. Un'altra cosa, il tema delle banche, tra l'altro oggi scade proprio il termine ultimo per la presentazione degli indennizzi per i risparmiatori truffati delle banche popolari del Veneto. Ecco, forse le banche in questo momento sono ancora un po' in difficoltà come anello di congiunzione tra insomma, quelli che sono un po' i dettami del governo e le imprese che chiedono i contributi. C'è ancora un po' di burocrazia di mezzo per fare le verifiche, non è semplicissimo il passaggio dell'erogazione del famoso prestito di 25.000 euro. Sono previsti dei correttivi in questo senso? I correttivi sono stati fatti e stanno andando in vigore in queste ore appena il decreto liquidità ha concluso di fatto il suo iter. Il primo correttivo è stato quello di portare i 25.000 euro a 30.000 euro, il secondo correttivo è di portare il rientro da 6 a 10 anni, cosa molto richiesta alle imprese. Il terzo correttivo è stato di aver introdotto, e questo è il punto nodale, di aver introdotto una autocertificazione da parte del richiedente, dell'imprenditore che richiede, il che libera di fatto il funzionario di banca da molte delle responsabilità che lo hanno, come dire, indotto a essere troppo prudente nella erogazione dei crediti. Tant'è che per l'appunto si vede già l'impennata delle richieste. Dicevamo prima solo in Veneto 48.000 richieste, quindi da questo punto di vista quello che lei giustamente ha definito l'anello di congiunzione probabilmente a questo punto è stabilito e quindi le banche credo che possano, con una normativa che era già chiara prima ma che adesso, come dire, è a prova di equivoci, erogare tranquillamente la parte che peraltro è garantita al 100% da parte dello Stato. Le aziende in generale, le aziende venete sentono questa necessità e quindi questo elemento credo che sia ormai molto molto attivato. Il problema vero a questo punto è anche che sapere, ed è molto importante ricordarlo, che questi prestiti, questi così agevolati come tassi, possono essere presi sino al 31 dicembre di quest'anno, perché noi abbiamo scelto che la possibilità di accedere a questa mole importante, 750 miliardi di possibilità di credito, sia distribuita nell'arco di tutto l'anno, perché ci sono imprese che ne hanno bisogno immediatamente per sopravvivere, ci possono essere altre imprese che possono invece pensare di utilizzarli nel momento in cui hanno dei piani di rilancio o dei piani di tenuta o dei piani industriali più collegati ai tipi di mercati che avremo. Noi abbiamo ancora un'incertezza nei mercati e quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi capiremo tutti che evoluzione possa prendere, quali sono i settori che più possono riprendere, quelli che saranno ancora più in difficoltà. Quindi aver previsto che l'accesso a questo credito è valido fino al 31 dicembre di quest'anno consente anche un respiro di programmazione per le stesse imprese che è opportuno che sia tenuto presente. Questo assolutamente. Io la ringrazio per questa precisazione che ritengo sia davvero utile in questo momento. Ci sentiamo più avanti, sottosegretario, perché un altro grande tema è quello dei decreti attuativi, perché per esempio si sta attendendo con ansia, si stanno attendendo un po' le indicazioni per il bonus ristrutturazione al 110%, ma insomma mancano i decreti attuativi, perché anche questo potrebbe portare un'impennata nella nostra economia non da poco, insomma, un intervento che potrebbe essere davvero molto efficace. Stiamo attendendo i decreti, ce lo conferma? Sì, stiamo attendendo i decreti, lei giustamente ha detto che è un intervento molto efficace, l'abbiamo già sperimentato tra il 2009 e il 2013, non era al 100%, era molto meno, 50-65, eppure ha avuto un impatto molto importante, perché nei momenti di difficoltà il risparmio privato non si orienta facilmente ai consumi, però per ciò che valorizza il proprio patrimonio è disposto a impegnarsi, tanto più se c'è uno sconto fiscale
così rilevante, e inoltre favorisce l'uscita dal nero di molte situazioni. Quindi è un decreto veramente che induce il volano dell'economia, per cui più presto si fanno i decreti attuativi è molto importante, anche perché è un credito, è un sconto fiscale cedibile, cioè il vantaggio vero sta nel fatto che il privato finisce che fa l'intervento senza tirar fuori una lira, perché cede tutto o alla sua banca o all'impresa. E devo dire, qui mi permetto di precisare, le piccole imprese sono preoccupate spesso dal fatto che questa cessione del credito non siano in grado di reggerlo, ma io sconsiglio caldamente che si uniscano attorno alle loro associazioni in maniera tale che siano in grado di avere questo impatto collettivo. Una delle esperienze più interessanti delle piccole e piccolissime imprese che sono riunite in associazioni è stata l'esperienza dei confidi, cioè una struttura che ha consentito di reggere i momenti di difficoltà. Bene, facciamo una formula tipo i confidi per poter avere questa capacità di acquisire la cessione da parte dei privati, e metteremo in moto un sacco di lavoro nell'economia dei nostri territori. Grazie per essere stato con noi, siamo davvero alle battute di chiusura. Grazie per Paolo Baretta, sottosegretario all'economia, buon lavoro. Grazie. Noi abbiamo terminato, davvero siamo in chiusura, 18:25, tra pochissimo il telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.